Siamo con il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro. 200.000 euro sono stati assegnati al suo comune per un progetto sullo sviluppo turistico. Ecco, in un momento di grave crisi dovuto anche al Covid, ma in generale alla situazione di tutta la regione, Raffadali riesce a spuntarla ed ottenere, diciamo, un finanziamento al 100% relativamente a un bando dell'assessorato all'agricoltura. Devo dire francamente che il bando risale a 2 anni fa, che l'8 luglio scorso l'assessorato regionale all'agricoltura ha finanziato il progetto che si chiama InfoPoint Raffadali, che non fa altro che tracciare degli itinerari rurali e di sviluppo turistico e mettere a sistema tutto quanto, dando la possibilità al turista di usufruire anche di bici assistite o di bici normali per fare l'itinerario e vedere anche da una sala multimediale le riprese che verranno fatte per chi non vuole andare in sito di tutte le riprese che abbiamo a Raffadali, anche se devo dire francamente gran parte di queste sono nel territorio del Raffadali, ma giuridicamente appartengono al territorio del Vigneto, come la montagna delle Corticelle o Pietrarossa o quante altre cose. Diciamo che stiamo cercando di dare una possibilità in più al turista di venire a Raffadali e di venire a visitare quelle che sono le bellezze naturalistiche o storiche o archeologiche di Raffadali. Ecco, tra le misure finanziate sono disponibili anche 12 biciclette, anche con pedalata assistita, ma anche un teatro olografico, ma anche, diciamo, alcuni tablet con funzioni video, insomma una serie di risorse sicuramente molto interessanti per la fruizione turistica. Progetto completo che per chi vuole andare a visitare luoghi diamo la possibilità di godere di una bici o normale o assistita, che l'avranno gratuitamente tutti quelli che albergeranno almeno una notte nei B&B di Raffadali, mentre tutti gli altri possono avere anche la possibilità di vederli seduti direttamente qui in una sala che verrà assistita al comune, utilizzando i computer, i tablet o tutto ciò che metteremo loro a disposizione per fare un giro virtuale su questi luoghi. Quindi questo incentiva anche la presenza nei B&B, quindi diciamo io che vengo a Raffadali e abito in un B&B posso usufruire di queste iniziative. Puoi usufruire gratuitamente di queste iniziative che verrà messa a disposizione anche di altri che verranno qui in modo passeggero, però cercando di contribuire così all'associazione, alle spese, alle risole spese che praticamente loro sosterranno per mettere questa organizzazione.